L'immagine è quella di Salvini sul red carpet di Venezia, con uno smoking nero mentre accompagna la fidanzata produttrice Francesca Verdini, che ha prodotto appunto il docufilm su Zeffirelli. Questo nella giornata di ieri, quando i sondaggi politici hanno certificato il sorpasso in Veneto di Fratelli d'Italia ai danni della Lega, che sarebbe addirittura il terzo partito dopo anche il Partito Democratico. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 8 settembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda i numeri che circolano tra i partiti, sono i sondaggi. Vediamo subito il titolo sul giornale di Vicenza: sondaggi, il Veneto ora è di Fratelli d'Italia e pochi partiti eleggono deputati. Guardando il proporzionale della Camera ci sono differenze importanti tra i territori e appunto il Veneto è uno di quelli in cui c'è forse il più sorprendente dei colpi di scena. Nulla è certo, ma il trend che emerge è una crescita storica per il partito di Giorgia Meloni, che va sopra il 30% dei consensi, e la Lega fatica a bloccare l'attuale calo di preferenze. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi, dove il punto di vista è più interno al carroccio Lega incubo sorpasso. L'ultimo sondaggio di SVG indica Fratelli d'Italia al 30,5% e il carroccio al 14,4%, addirittura sotto il Partito Democratico. Questo nel Veneto, naturalmente, di Luca Zaia. C'è il commento di Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, che dice: non voglio pensarci, così i meloniani vorranno governare il Veneto. E non si limita a questo Marcato, ma lancia anche una proposta, indica la strada: la Lega torni a parlare di lavoro, autonomia, tasse e sicurezza prima che sia troppo tardi. I giornali del gruppo Gedi pubblicano anche le foto di Matteo Salvini contestato a Treviso durante il comizio di martedì scorso, un comizio appunto dove oltre alle contestazioni si è anche presentata poca gente, qualche centinaio di persone, numeri lontanissimi da quelli che la Lega in passato ha conosciuto in Veneto. Insomma, elezioni politiche che si preannunciano un terremoto per il centrodestra in regione. Seguiremo naturalmente gli sviluppi di questa vicenda nei prossimi giorni e nelle prossime puntate di Sveglia Veneto. Nel frattempo voltiamo pagina e parliamo di sanità. Sul Gazzettino di oggi un articolo dedicato alla fuga del personale, alle carenze ormai croniche nell'organico della sanità veneta. Mancano gli anestesisti, ma le Coop li ingaggiano in Veneto a 120 euro l'ora. Questo il titolo dell'articolo firmato da Angela Pederiva, dove si parla anche del dibattito sul numero chiuso a medicina nelle professioni sanitarie e della carenza dei medici. C'è poi un dato economico: lievitano i costi delle forniture e comincia la ricerca interna agli specialisti di specialisti per i turni aggiuntivi in pronto soccorso. Questa è una possibilità che è stata rafforzata di recente da un intervento del Consiglio regionale, che ha aumentato le tariffe appunto per gli specialisti interni che diano la disponibilità per turni aggiuntivi in pronto soccorso. Questo per cercare in qualche modo di arginare le eccessive esternalizzazioni. Ricordiamo sempre che oltre la metà dei pronto soccorso in Veneto in questo momento sono di fatto esternalizzati, perché sono gestiti da cooperative o soggetti in ogni caso esterni a cui viene appaltato questo servizio. Il privato che arriva addirittura alla gestione del pronto soccorso, dell'emergenza urgenza. Rendiamoci conto di cosa significa. Qualche numero: 8,5 milioni di euro previsti dall'ULSS 1 per l'appalto in pronto soccorso, 11.520
euro lordi per 12 turni al mese da anestesista libero professionista a Venezia. 3 i medici disposti a lavorare in pronto soccorso a Dolo per 60 euro l'ora. C'è il commento anche del presidente di Cimo Fesmed, Giovanni Leoni, che dice: meglio tenere dentro i sanitari che andare a cercarli fuori con esborsi maggiori. Sembra una banalità, diciamolo pure, ma è vero che fino adesso la direzione è stata tutt'altra. Torniamo sulle pagine del Giornale di Vicenza per una notizia che riguarda le morti sul lavoro. Infortuni mortali in crescita, vedevamo ieri nella puntata di Sveglia Veneto, oggi il commento e il messaggio di Unione Popolare, la lista della sinistra che raccoglie movimenti come Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e vede come frontman Luigi De Magistris. In Veneto, o meglio a Vicenza, chiede di fermare le morti sul lavoro, quindi basta infortuni mortali sul lavoro. Il messaggio dopo i recenti fatti di cronaca: si continua a morire sul lavoro e la nostra provincia è tra le più colpite, dicono i candidati vicentini di Unione Popolare. Queste morti continue non sono frutto del destino, ma causa di cattiva organizzazione del lavoro, del mancato rispetto della prevenzione e delle norme di sicurezza e della ricerca del profitto da parte degli imprenditori. Questo succede in tutti i luoghi di lavoro, dalle grandi aziende alle aziende familiari. Non possiamo abituarci a questa carneficina, dobbiamo pretendere con forza che la prevenzione e le misure di sicurezza siano prioritarie rispetto alle merci prodotte. Questa, insomma, la posizione di Unione Popolare rispetto agli infortuni mortali sul lavoro. Voltiamo adesso pagina, infrastrutture e trasporti, una notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: rete ferroviaria italiana, per la Venezia-Trieste serviranno 2 anni in più. L'azienda che gestisce le linee ferroviarie aggiorna i tempi di molti cantieri, l'ammodernamento della tratta verso la città giuliana sarà pronta soltanto nel 2025. Insomma, i tempi slittano anche per quanto riguarda gli interventi legati ai mondiali, o meglio alle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Ci vorrà un altro anno. Per l'alta velocità anche il ritardo è confermato e quindi RFI rivede il cronoprogramma facendo scivolare le previsioni relative a diverse tratte. I quotidiani del gruppo Gedi pubblicano anche una tabella in cui sono elencati gli interventi principali dal 2022 al 2026 con la previsione iniziale e quella che è la nuova e attuale previsione. Vediamo che tutto slitta avanti di almeno un anno. Ad esempio la tratta Brescia-Verona, che era prevista per il 2024 almeno, ora è prevista per il 2026. Il nuovo apparato tecnologico di Venezia-Santa Lucia con il piano regolatore generale previsto nella fase 1 per il 2021 e nella fase 2 per il 2022 slitta al 2023. Il completamento dell'elettrificazione delle linee del Veneto, previsto per il 2024, ora slitta al 2025, così come gli interventi per le Olimpiadi invernali del 2006 all'interno del territorio della regione Veneto. Anche la Padova-Castelfranco dal 2024 al 2026, insomma una serie di ritardi legati tra l'altro alla necessità di rispettare la più recente normativa dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, e anche naturalmente i costi più alti, figli del momento, del caro energia e delle materie prime, che quasi certamente si tradurranno in nuove necessità finanziarie aggiuntive rispetto a quelle contemplate dal piano industriale 2022-2031 di Ferrovie dello Stato, dove la previsione di spesa per il Veneto è pari ad oltre 11 miliardi di euro, di cui 7 miliardi destinati a investimenti in opere infrastrutturali ferroviarie. Probabilmente non basteranno, parliamo già di una cifra davvero importante. Altri dati della rete ferroviaria italiana in Veneto: 164 le località toccate dalla rete ferroviaria,
per il servizio viaggiatori, di cui 161 attive, e sono oltre 1000, precisamente 1188 i chilometri di linea in esercizio nel territorio del Veneto, 66% le linee elettrificate, 90% le linee in telecomando. Ecco, questo per quanto riguarda le infrastrutture. Nel frattempo, treni a rischio domani dalle 9 alle 17 anche in Veneto a causa di uno sciopero nazionale indetto dai sindacati CGIL, CISL, UIL, Orsa, UGL, FAST e FAISA. Qual è la motivazione? Le troppe aggressioni ai capotreno e agli altri ferrovieri avvenuti negli ultimi mesi in tutta la penisola, ma in particolare anche nella nostra regione, e quindi aggressioni sui treni, domani sciopero, non siamo tutelati. Questo è il titolo del pezzo di Felice Paduano sui quotidiani del gruppo GEDI. I sindacati hanno indetto la mobilitazione anche per il personale mobile che lavora in Italo, NTV e in Trenord, servizio nel Veneto nella tratta da Milano a Verona. Quindi rischiano di fermarsi non solo i regionali ma anche le Frecce e gli Italo. Nel volantino distribuito domani ai viaggiatori si spiega: scioperiamo compatti dopo gravi eventi lesivi della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori e delle lavoratrici. Il commento di Alessandro Piras della Filt CGIL del Veneto: l'unica nostra colpa è quella di andare a lavorare per dare agli utenti un servizio migliore. È troppo chiedere alle nostre rispettive aziende di tornare a casa sereni e senza lividi. Le aggressioni stanno andando avanti da troppi mesi e il problema della nostra sicurezza non viene affrontato come dovrebbe essere. Adesso scioperiamo compatti per 8 ore. Se le nostre richieste non saranno soddisfatte, ci mobiliteremo per una giornata intera. Concludiamo con una notizia flash che troviamo sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi. Si parla di energia e in realtà è un'intera pagina dedicata alla questione e in particolare a Porto Marghera. Il titolo: Fusina, la centrale a carbone doveva essere smantellata, ora è strategica contro Putin. Citata nel piano Cingolani, brucia 90.000 tonnellate ogni mese. Si parla della centrale a carbone Andrea Palladio di Fusina, che è stata costruita a partire dal 1964. Siamo nella propagine estrema verso sud dell'immensa area del petrolchimico di Marghera. La centrale si trova a Fusina, a pochi passi dall'acqua della laguna, che viene da sempre utilizzata per il funzionamento della centrale stessa. Consuma 300 milioni di metri cubi d'acqua all'anno. Per aggiunte successive, l'impianto è arrivato ad avere 5 sezioni termoelettriche. Attualmente sono rimasti attivi solo 2 gruppi di produzione, altri 2 pari a una potenza installata di 300 megawatt sono stati dismessi alla fine del 2021 in vista della riconversione a gas. A oggi la Palladio, che avrebbe dovuto essere completamente dismessa entro il 2023, rientra nel piano Cingolani e continuerà ad andare a carbone fino a marzo del prossimo anno. Con i 2 gruppi attualmente funzionanti, la Palladio produce una potenza installata di 560 megawatt per un'emissione netta nella rete di 2,3 megawatt ora. Insomma, 2 dei 4 gruppi sono stati dimessi a fine del 2021, i 2 superstiti avrebbero dovuto chiudere l'anno prossimo e invece resteranno in funzione. Al polo industriale di Marghera comunque ci sono impianti diversificati e grandi investimenti. Le altre centrali sono ad esempio a Crusca, il solare, l'idrogeno. Insomma, Marghera fabbrica dell'energia secondo il Corriere del Veneto. Questo per oggi era l'ultimo articolo, l'ultima notizia. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Torniamo a sentirci domani. Nel frattempo, a tutte e tutti una buona giornata.